Tutti hanno un ciclo, si parte, si finisce. A Zaia bisogna essere oggettivi e riconoscere che è stato capace di raccogliere attorno a sé un grandissimo consenso. Soprattutto è stato capace, parlo anche un po' come imprenditore, di parlare alla pancia della gente, agli imprenditori. Lo si vede in tante manifestazioni. Tuttavia c'è anche un dato di fatto, e qui parlo da veronese, che la nostra provincia è stata un po' messa in disparte. Lo si vede in tantissimi progetti che oggi sono fermi al palo, in tantissimi investimenti. Prendiamo uno su tutti, l'aeroporto nostro rispetto a tanti altri investimenti della regione, ma lo vediamo anche nella promozione dei prodotti tipici. Cioè, se i nostri prodotti locali, prendiamo il vino, uno su tutti, fosse stato sponsorizzato tanto quanto il Prosecco, penso che oggi parleremo di altro. Quindi a Zaia io gli do questi luci e ombre, come c'ha qualsiasi esperienza, che sia politica, imprenditoriale o anche familiare. Finisce un ciclo, per natura mia imprenditoriale, guardiamo avanti, guardiamo al prossimo futuro, e quindi questo è un po' il mio pensiero su di lui.